Amici del Grande Futsal, buonasera dal Palassele di Eboli. È la 15ª giornata del campionato di Serie A, l'ultima del girone di andata. Di fronte Feldi Eboli ed L84. Squadre schierate al centro del rettangolo di gioco, agli ordini del signor Marco Moro di Latina, primo arbitro. Secondo arbitro il signor Andrea Barilla di Cinisello Balsamo, al crono del signor Nicola Maria Manzione di Salerno. Adesso andiamo anche alla presentazione di quelli che saranno i protagonisti in campo di questa partita, partendo dalla L84 che schiera in maglia 5 Rescia, 6 Tuli, 7 Fortini, 8 Sicheira, 10 Hossico, 13 Lucas Braga, 17 Cuzzolino, 18 Coco Wellington, 19 Pasculli, 21 Murilo Schiocchet, 22 Tondi, 80 Raguso. L'allenatore è Alfredo Paniccia. Invece per i padroni di casa della Feldi Eboli, numero 5 Venanzio, numero 7 Caponigro, numero 8 Ugherani, numero 9 Liberti, 11 Calderolli, 17 Montefalcone, 18 Caruso, 20 Tiago Lemos, 21 Barra, 25 Di Stanio, 27 Ezzi, 77 Selusio. L'allenatore è Lucio Antonelli. Possiamo già vedere il quintetto schierato da mister Antonelli, con Montefalcone tra i pali, Venanzio, Liberti, Calderolli e Barra. Quello della L84 ve lo diremo a breve, perché come vedete i ragazzi di Paniccia erano impegnati nella foto di squadra prepartita. C'è Tondi tra i pali per gli ospiti, con lui Rescia, Tuli, Ossico e Cuzzolino. E adesso la foto la fa anche la Feldi Eboli.
Completo rosso-blu per la Feldi Eboli, che darà anche il via a questo match attaccando da destra verso sinistra. Completo bianco invece per l'L84. La prima della classe sfida la quinta, 7 i punti in classifica che separano le due squadre. E questa sera è importante anche per comporre la griglia di partenza delle Final 8 di Coppa Italia. Da capire in quale posizione concluderanno dopo questa partita Feldi e L84, con la Feldi che vincendo sarebbe sicura di chiudere il girone di andata al primo posto. Fischietto in bocca per l'arbitro, inizia adesso Feldi Eboli, L84 a gestire il primo pallone, i padroni di casa, con questo passaggio impreciso di Calderoli che non riesce ad arpionare Venanzio. Al rilancio lungo Tondi verso Ossico, controllo difficile, il pallone recuperato dalla Feldi ma solo per un attimo, contropiede dall'altro lato con Cuzzolino che arriva a calciare e Germano Montefalcone si deve sporcare le mani per la prima volta in questa partita, mettendo il pallone in calcio d'angolo. Pallone alzato per Cuzzolino, libero di sparare con Calderolli che si trova sulla traiettoria di tiro e riesce a fare da schermo. Dall'altro lato Barra con un controllo non del tutto preciso. Ossico, due addosso, riesce a giocarla con Tuli, poi arriva in chiusura Calderolli proprio su Ossico, battuto velocemente il laterale. Ha già recuperato il possesso la Feldi con Barra che prova a mettere un po' d'ordine scaricando per Venanzio. Invece Liberti spinge, va fino in fondo Liberti, pallone che rimane lì dopo l'intervento di Tondi, lo mette in calcio d'angolo Rescia. Inizio di gara frizzante al Palasile, con già qualche ribaltamento di fronte. Calderolli per il destro di Venanzio, non lo tocca Liberti, Paratondi, poi Tuli forse anche trattenuto da Barra, con quest'ultimo che scarica all'indietro per Montefalcone. Lancio lungo per Calderolli che la mette al centro dove non arriva nessuno dei suoi compagni, pallone che si spegne in rimessa laterale. Cuzzolino, Ossico, Tuli ancora bravo a girare per Rescia, ben inseguito da Federico Barra che è anche l'ultimo a toccare. Rescia, Tuli, Cuzzolino, ottimo il tocco per Rescia che porta in vantaggio l'L84 e segue in maniera perfetta lo schema da calcio d'angolo la formazione di Paniccia, che dopo 1 minuto e 31 secondi di gioco si porta in vantaggio al Palasile. Nono centro in campionato per Rescia, si sblocca subito il punteggio al Palasile. Lo avevo detto che si era iniziato in maniera frizzante, infatti c'è subito stato un gol, parte in salita la partita della Feldi Eboli che deve rincorrere. Calderolli prova ad andare via Cuzzolino, arriva Tuli, ancora Calderolli per Venanzio, dentro per Barra, il tocco per Liberti, l'intervento di Tondi. Provato a rispondere velocemente la Feldi, con Tondi che è stato bravo a dire di no a Francesco Liberti.
Osico prova ad andare in verticale, recupera il pallone la Feldi. Calderoli subito per Barra, ancora Tondi che rilancia subito verso Osico, la sterzata del numero 10, il tocco per il solito Rescia che calcia di punta, in spaccata la mette in angolo Montefalcone. Ma quante azioni in questo inizio di match. Vuole subito time out mister Antonelli, alla prossima. Non è contento dell'inizio difensivo della sua squadra. Tuli dentro, lontana Calderolli, c'è il tocco di un giocatore dell'L84 ed eccolo il time out che vi avevo preannunciato. Feldi Eboli, che è una delle migliori difese della Serie A, ma arriva a questa partita dopo aver subito 6 gol dalla Roma, di cui 3 praticamente negli ultimi 2 di gioco. È proprio la fase difensiva non sta piacendo ad Antonelli, che ha subito chiamato time out per dire qualcosa sotto questo aspetto ai suoi ragazzi. Richiamate in campo le due squadre dal suono della sirena. Vediamo se darà i suoi frutti il time out chiesto da Antonelli. Venanzio in avanti per Barra, un po' isolato, decide di aspettare i compagni, trova Venanzio dentro per Liberti che rischia di cadere sul controllo. Pallone poi messo in rimessa laterale. Liberti prova ad andare tra le linee per Calderolli, si chiude bene la difesa dell'L84 che concede un'altra rimessa laterale. Liberti, il tiro di Calderolli, poi Venanzio, ancora Tondi, poi Liberti di testa per Calderolli in girata sul fondo. Può battere il fondo Tondi, vicino da Osico, subito in verticale Cuzzolino, adesso c'è Braga come terminale offensivo per l'L84, pallone che arriva a Cuzzolino e Montefalcone deve dire di no ancora una volta ad un tiro ravvicinato da parte dell'L84, con Cuzzolino che aveva liberato il sinistro. Osico prova a cambiare lato, ma il pallone era già uscito prima del tocco il numero 10 dell'84. Primi cambi anche nella Feldi, dentro Ezzi, Caponigro e Selusio, pronto anche Ugherani. Selusio, Caponigro, chiede pressione Paniccia dalla panchina. Liberti, Caponigro, Selusio, ancora Liberti, trova lo scarico su Montefalcone che butta via il pallone in una rimessa laterale, porta i suoi frutti la pressione alta dell'L84 che manda in campo adesso Raguso per Maxi Rescia. Murilo, Osico, ancora Osico, chiede pressione adesso anche Antonelli, con Tondi che va al rilancio direttamente in rimessa laterale.
Selusio, Ezzi, va via Siqueira, Ezzi, il tocco per Caponigro, grande parata di Tondi su Caponigro. E ve lo dico già, gli highlights di questa partita saranno lunghissimi, 4 minuti e già tantissime occasioni. Ugherani trova il petto di Braga, pallone che finisce in rimessa laterale. Selusio alza per Ugherani, legge bene la situazione Braga che con la testa la mette in angolo. Deve battere Selusio, altro pallone alzato per Ezzi questa volta, che col destro la manda fuori. Siqueira, Murillo, Raguso, ancora per Murillo, chiuso da Caponigro che adesso ne è 2 addosso, prova a sfondare Caponigro, viene chiuso. Dall'altro lato Lucas Braga, prova ad andare via Selusio, Braga rientra sul destro, rientra anche in fase difensiva Ugherani a chiudere proprio su Braga che stava caricando il tiro. Murillo alza per Siqueira, svirgola e la manda sugli spalti. Montefalcone al rilancio lungo per Caponigro, stop di petto del 7 che si protegge da Raguso. Ezzi, Selusio, ancora da Caponigro, non trova lo spazio per il tiro Caponigro, allora allarga per Selusio, si ritorna dal 7 che prova a liberare il destro, lo fa, e Tondi ancora una volta interviene per mettere il pallone in angolo. Ugherani per il destro provato da Ezzi, altra deviazione, altro calcio d'angolo. Ugherani questa volta prova una sorta di cross in mezzo, pallone che finisce in rimessa laterale dall'altro lato del campo. Tondi spazza con il mancino, pallone che può essere buono per Tuli che lo lascia rimbalzare e finisce sul fondo. Caponigro, Ugherani butta via il pallone direttamente tra le mani di Tondi. Murillo subito in avanti da Tuli, Siqueira, bella palla per Tuli che calcia addosso a Montefalcone, poi il rimpallo favorisce il portiere della Feldi, c'è stato un ulteriore tocco di Tuli. Caponigro, altro pallone buttato dalla Feldi che adesso sta soffrendo sulla pressione alta dell'L84. Coco Wellington, Siqueira, Puzzolino sulla lungolinea per Coco, ma il pallone finisce in out. Può battere Caponigro per Ezzi. Caponigro ha un po' di campo davanti a sé, tocca male il pallone nel tentativo di portarselo avanti. Siqueira, Tuli, Tondi, liberissimo Siqueira che riceve, adesso arriva Venanzio su di lui, il raddoppio Caponigro, riesce a far uscire il pallone Siqueira,
per il destro provato da Tuli, finisce sul fondo. Altro pallone lungo per Lemos, questa volta interviene Tondi, mettere in rimessa laterale Barra, prova ad andare via Tuli, poi Barra ricomincia da Venanzio, Thiago Lemos, Liberty, ancora Lemos su Barra, non riesce a tenere il pallone, riparte Coco, chiuso subito da Liberty, e poi gira per Lemos, può puntare Cuzzolino. Lemos, tunnel su Osico senza fallo, e attenzione al tiro che finisce sulla traversa da parte di Coco. All'improvviso ci ha provato Coco, poi un altro pallone buttato via da Montefalcone. Subito in pressione adesso la Feldi con Coco che per poco non trovava il gol della domenica dalla sua metà campo, colpito la traversa. Cuzzolino proprio per Coco, Cuzzolino che viene buttato giù da Barra. Primo fallo del match commesso dalla Feldi. Tondi rilancia lungo tra le mani di Montefalcone, che va da Lemos, Venanzio gioca con Barra, Venanzio rischia di perdere il pallone, arriva Lemos in suo aiuto, ancora Venanzio, il tocco dentro per Barra, steso da Maxi Rescia, senza fallo per gli arbitri, ancora giù Barra, se ne è accorto Liberty, adesso mette fuori il pallone alla Feldi. In diretta sembrava avesse preso posizione Barra, rivediamo dal replay, francamente sembra fallo, non hanno ritenuto ciò gli arbitri. Il gioco riprenderà da rimessa laterale per l'L84, che sicuramente restituirà il pallone alla Feldi. Si riprende a giocare Lemos, Venanzio, 2 addosso, scarica per Lemos, Liberty, ancora Barra, sulle sue tracce Maxi Rescia, si porta fuori il pallone Barra, che poi si prende un giallo evitabilissimo, invendo contro l'arbitro. Barra che continua a protestare, rischiando anche il secondo giallo. Batte Cuzzolino verso Maxi Rescia, deve uscire Montefalcone. Osico a puntare Barra, perde di vista il pallone Barra con Osico che subisce poi il fallo. Calcio di punizione quindi per l'84, il fallo è di Venanzio.
Sul punto di battuta si presenta Leandro Cuzzolino. Uno in barriera per Montefalcone, Liberti invece a coprire il palo. Cuzzolino calcia in porta, la blocca Montefalcone che poi gioca subito per Liberti. Prova a chiudere l'1-2 Venanzio, ma c'è in anticipo Cuzzolino su Liberti. Poi con la rabona Maxi Rescia prova a cambiare lato, riesce solo a toccarla Braga. Calderolli, Montefalcone, ancora Calderolli, rientra tra i pali Montefalcone. Liberti prova ad accentrarsi, tocca il pallone Barra, poi allontana Maxi Rescia, non riesce a controllare nel miglior modo Calderolli, che guadagna comunque la rimessa laterale, battuta subito per Venanzio. Liberti, Calderolli prova ad andare da Barra, ma il pallone viene toccato da Usico. Ancora Feldi con Venanzio per Barra che la mette al centro dell'area dove non c'era nessuno dei suoi compagni. Adesso vuole il time out anche l'L84. 9 minuti da giocare, 57 secondi. Il risultato dice Feldi Eboli 0, L84 1. Decide fino a questo momento il gol di Maxi Rescia. Richiamate in campo le due squadre, entrambi gli allenatori hanno già sfruttato il time out a disposizione, quindi adesso 9:57 senza interruzioni almeno per i time out. Murillo rilancia lungo sul petto di Braga che si protegge da Selusio, arriva al rimorchio poi Murillo che di punta calcia alto. Lancia lungo anche Montefalcone per Caruso che fa il suo esordio nel match. Sì, proprio da Caruso. Calderolli. Ora Calderolli deve indietreggiare, toccare Perezzi. Selusio, palla per Caruso che si stava allacciando con Siqueira, se la prende con l'arbitro anche Caruso. Questi tipi di contatto non li sta fischiando il duo arbitrale. Attenzione a Braga che prova a calciare con il mancino, arriva anche Siqueira che commette poi fallo su Calderolli, stava ripartendo, già battuto il calcio di punizione. Ezzi, Selusio, da Calderolli che prova ad andare via Siqueira. Calderolli steso da Maxi Rescia, calcio di punizione per la Feldi.
e giallo per il numero 5. Due falli commessi sia dalla Feldi che dall'L84. E adesso vediamo cosa proveranno i ragazzi di Lucio Antonelli. C'è Ugherani sul punto di battuta, alla sua sinistra Selusio e Calderolli. Sul secondo palo invece c'è Ezzi. Ugherani tocca per Calderolli che va da Selusio. Nulla di fatto per la Feldi, che sfrutta male questo calcio di punizione, non riuscendo neanche a calciare verso la porta difesa da Fabio Tondi. Calderolli, pallone rischioso con Murillo che incespica e lo butta in rimessa laterale. Calderolli da Caruso, prova il mancino che sbatte addosso a Sichera, poi ricomincia da Montefalcone che pensa al lancio lungo e lo prova. Il risultato è palla per Tondi che può rilanciare per Murillo, la tocca a Selusio. Attenzione al destro al volo di Maxi Descia, c'è stata deviazione, sarà calcio d'angolo. Braga schermata la sua conclusione da Lorenzo Ezzi. Doveva aspettare il fischio del signor Moro. Murillo Schiocchet, si ribatte questa rimessa laterale. Murillo verso Braga che non riesce ad impattare, che finisce in rimessa laterale. Selusio, Calderolli, Montefalcone, altro lancio che finisce questa volta fuori in rimessa laterale. Può giocare allora dalle retrovie l'L84 con questo pallone di Ossico che viene intercettato dai giocatori della Feldi. Calderolli steso proprio da Ossico. Batte Ossico, anzi chiedo scusa, Calderolli per Caruso che non riesce a chiudere l'1-2. Poi Braga è un po' solo contro tutti, infatti viene chiuso da Caruso. Altro lancio lungo verso Calderolli, questa volta mette con la testa in rimessa laterale Ossico. Calderolli alza per la volée di Lorenzo Ezzi, colpita male dal numero 27. Ossico va da Tuli, ancora Ossico che prova a far correre Raguso, non è riuscito a tenere il pallone in campo. Calderolli, un po' di prima di Selusio che finisce direttamente a Tondi. Raguso, Cuzzolino in avanti, impreciso anche lui e questa è una novità. Selusio adesso
una serie di errori da un lato e dall'altro. Allora cambia tutto il quartetto di movimento. Lucio Antonelli, dentro Ugherani, Barra, Liberti e Venanzio. Tondi, Cuzzolino, con tanto spazio Tuli, che non si intende con Cuzzolino, era andato in profondità. Tuli invece l'aveva toccata per un eventuale contromovimento che non c'è stato. Ugherani in avanti per Barra, tocca Raguso, adesso c'è Raguso su Barra. Liberti, Ugherani osserva Barra e lo serve. Barra col destro, finisce sul fondo il tiro di Federico Barra, ma c'è stata una deviazione. Sì, di Raguso, quindi calcio d'angolo battuto da Ugherani in mezzo. Raguso di testa, Barra di testa, poi ancora Raguso che riesce a spazzare via Ugherani. Altro tentativo di andare sul lungo da parte della Feldi che finisce fuori. Un po' di imprecisioni tecniche in questa fase. Vediamo Sico adesso. Passaggio al centro dove c'è solo Liberti, che è costretto a buttare via il pallone. Cuzzolino, Raguso, prova anche lui a cercare Tuli in avanti, ma trova le mani di Montefalcone. Liberti, va via Tuli, ancora Liberti, è 3 contro 3, tocca per Venanzio, ben schermato da Osico, che tocca in calcio d'angolo, vuole batterlo velocemente Venanzio. Mette al centro il tocco di Tondi, attenzione al contropiede dell'84 con Liberti che non riesce ad intervenire, e Cuzzolino contro Montefalcone. Cuzzolino salva Montefalcone. Da calcio d'angolo a favore la Feldi ha rischiato di subire il gol del 2-0 con Cuzzolino che si è fatto ipnotizzare da Germano Montefalcone. Raguso prova ad andare alle spalle della difesa, la copre bene Francesco Liberti con il pallone che finisce sul fondo, battuto da Montefalcone per Barra che può girarsi. Il tocco per Liberti, si accentra Liberti, mancino deviato, calcio d'angolo. Ugherani, pallone alzato male per Barra, riesce comunque a toccare all'indietro per Montefalcone. Altro lancio lungo di testa Raguso, a metterla giù Cuzzolino, ancora per il numero 80 Tuli, Osico, Cuzzolino, Tuli, Osico, gioca bene il pallone L84 con Cuzzolino che poi prova ad andare in avanti da Osico, in chiusura Barra e poi Liberti. Tuli batte velocemente e perde il possesso, tocca poi malissimo Barra per Venanzio. Cuzzolino verso Maxi Rescia, tiro al volo d'interno che finisce al di sopra della traversa. Montefalcone cerca Barra che prova a controllare, ma oggettivamente
Era un pallone difficile da mettere giù questo. Siqueira, Cuzzolino, Coco Wellington in avanti, buono l'intervento di Barra, adesso è un 4 contro 3, Barra tocca malissimo, pallone intercettato e 3 contro 2 dall'altro lato, Maxi Rescia per Cuzzolino, fuori. Altra grossa chance in ripartenza per l'L84. Cuzzolino non è riuscito a metterla dentro sul suggerimento di Maxi Rescia. Montefalcone di testa Cuzzolino, rimessa laterale in zona offensiva per la Feldi. Ugherani, pallone alzato per Liberti che colpisce troppo d'esterno e non trova la porta. Murillo, Coco Wellington, ancora Murillo, chiusura una rimessa laterale di Liberti, 3,52 all'intervallo, conduce per 1-0 l'L84, è andata in vantaggio dopo un minuto e mezzo dall'inizio del match. Siqueira tocca per Rescia, trova il mancino Rescia, lotta con lui Venanzio, rimessa laterale che dell'L84. Murillo per il destro al volo di Siqueira che finisce in zone indefinite del palazzetto. Già battuto il fondo da Montefalcone, Venanzio, passaggio sporcato da Coco, Caruso col petto, il tocco laterale dove non c'era nessun compagno. Coco chiuso, poi il pallone recuperato da Rescia, recuperato da Caponigro. Caponigro si accentra, il tocco per Calderolli, Tondi in due tempi, la fa sua, poi gioca con Rescia che va sul lungolinea per Coco, chiuso da Calderolli che poi protegge l'uscita del pallone sul fondo. Caponigro per Caruso, Calderolli, Lemos, Caruso, ancora Lemos, ben posizionato per schermare Siqueira. Thiago Lemos alza per Caruso che non calcia, prova ad andare in malo modo da Calderolli. Cuzzolino, Murillo, Murillo sul lungolinea, almeno nell'intenzione per Siqueira, pallone che invece finisce in rimessa laterale. Un Caponigro che la lascia. Thiago Lemos, Caruso, Calderolli contro Cuzzolino. Calderolli si accentra, sterza ma Cuzzolino è sempre lì, allora si va da Lemos. Anticipato Caruso in maniera netta da Siqueira che poi non riesce a rincorrere il pallone. Calderolli va da Caruso, ancora per Calderolli, sempre Cuzzolino sulle sue tracce. Calderolli, Caruso si gira per andare col destro, trova
ancora Lucas Siqueira, sta provando a spingere in questo finale di tempo la Feldi, ci prova adesso col destro di Caponigro, ancora una volta a prendere la pallonata c'è Lucas Siqueira. Caponigro, passaggio che non riesce a controllare Caruso. Osico, tocca per Murillo, Lemos in anticipo, Caponigro col destro, secco sul fondo. Osico, Maxi Rescia ancora da Osico, chiuso da Calderoli, continuano a lottare i due, l'ultimo a toccare è il 10 dell'L84. Thiago Lemos, Calderoli, Caponigro, prova ad andare sul mancino, scivola anche al momento del dribbling. Osico, Cuzzolino, palla in avanti per Murillo, fermato da Calderoli, prova ad avanzare Thiago Lemos, il tocco per Caponigro intercettato dall'altro lato. Il mancino di Osico, facile preda di Montefalcone che mette subito in movimento i suoi. Thiago Lemos, corre il 20, Caponigro col destro, doppio rimpallo, poi Caruso, pallone che non è uscito, con Cuzzolino chiuso da Caponigro che ha commesso fallo. Con Cuzzolino che è andato anche ad infrangersi contro i cartelloni pubblicitari. Tondi, rilancio lungo con Murillo che controlla splendidamente, poi Caponigro con un braccio al di fuori o all'interno dell'area di rigore, questo quello che vogliamo capire, mi sembra fuori. Sembrava fuori anche dal replay, il tocco con le mani di Caponigro. 23 secondi e 5 decimi all'intervallo. Pronto a battere Cuzzolino, fischia adesso l'arbitro. Cuzzolino per Rescia, è stato il tocco di un giocatore della Feldi non visto dagli arbitri, deviazione netta non vista dal duo arbitrale. Rilancia Montefalcone, ribatte Raguso, poi alza il pallone Venanzio sul quale si fionda Liberti che finisce anche giù senza fallo anche questa volta per gli arbitri. Venanzio in avanti per Barra, la pareggia la Feldi Eboli a 6 secondi dall'intervallo con Federico Barra, 1-1. E quale miglior momento per riportarsi in parità per la Feldi Eboli? A 6 secondi dal duplice fischio, la palla in verticale di Venanzio
il tiro di prima intenzione di Barra che riporta il punteggio in parità. Si riprende a giocare, tiene il pallone l'L84 e si chiude così la prima frazione di gioco al Palasele. Feldi Eboli 1, L84 1 a Maxi Rescia. Ha risposto Federico Barra, piccolissima pausa anche per noi, a risentirci tra pochissimo con un secondo tempo che si preannuncia spettacolare.
Ben tornati in diretta dal Palassele di Eboli, 15ª giornata di Serie A, l'ultima del girone di andata. Feldi Eboli ed L84 1-1 dopo i primi 20 di gioco. Tutto pronto adesso per la ripresa. A dare il via sarà l'L84 che attaccherà da destra verso sinistra in questo secondo tempo. Conseguentemente la Feldi attaccherà da sinistra verso destra. Si riparte adesso. La prima frazione, i gol arrivati dopo 1 minuto e mezzo e praticamente allo scadere, in apertura e in chiusura di tempo. Vedremo invece adesso cosa ci riserverà questa ripresa, che parte con l'L84 che gira il pallone. Tuli, Rescia, Osico, Cuzzolino, ancora da Osico, fallo commesso da Francesco Liberti nel tentativo di anticipare Osico. Commesso fallo Liberti, ancora Osico, Cuzzolino, Rescia, gira bene il pallone l'L84, prova Cuzzolino ad andare da Tuli, ci mette la punta del piede Fabrizio Calderolli. Osico da lontano col piede Montefalcone, poi Osico calcia via il pallone per evitare guai. Calderolli in avanti da Barra che non controlla Cuzzolino, non trova nessun compagno, recupera velocemente il pallone la Feldi. Calderolli, Berti, su lui c'è Tuli, stretto anche Liberti a buttare via il pallone. Tuli cerca Osico, chiuso da Calderolli con un fallo, gioco pericoloso, quindi fallo che non si cumula. In corsa lunga per Leandro Cuzzolino, ancora più lunga per Tuli. Tuli si allontana, Cuzzolino calcia, ribatte Montefalcone e riparte la Feldi. Calderolli non riesce a toccarla per Liberti che stava arrivando in velocità. Dall'altro lato Tuli,
per Rescia, 2 su di lui Rescia, pallone che arriva a Cuzzolino, dentro per Tuli che colpisce male, ancora alle 84 con il colpo di testa di Cuzzolino che finisce tra i piedi di Barra, che ricomincia, passaggio rischiosissimo di Calderolli con Liberti che deve duellare con Osico, pallone che è rimasto in campo. Liberti da Calderolli, Federico Barra tocca male per Liberti, poi chiede il cambio Barra, che ha avvertito un dolore non sappiamo dove, si tocca la caviglia. Mentre il gioco prosegue, al suo posto è entrato Ugherani, applicato ghiaccio spray sulla caviglia di Federico Barra che dalla faccia sta soffrendo. Attenzione intanto alla Feldi che perde palla di punta, Maxi Rescia la fa sua Montefalcone, ma che pericolo, corso dalla Feldi, dall'altro lato il tentativo di rovesciata da parte di Ezzi che non trova la porta. Cuzzolino, Osico, ancora Tuli, bellissima palla per Osico che prova a superare Montefalcone, che non si lascia superare da Osico, poi butta fuori il pallone il portiere della Feldi perché ha preso un colpo. Restituisce il pallone Cuzzolino, può battere il fondo Montefalcone che si è ristabilito dopo il colpo, ci prova lungo per Caponigro, per un attimo si riprende il possesso all'84, poi Montefalcone, Ugherani di prima per Selusio, Caponigro, ancora da Gian. Ora può recuperare da dietro l'84, pressione alta della Feldi, pallone in avanti per Cuzzolino che rientra nella propria metà campo e scarica per Sicheida. Coco Wellington, Sicheida, pallone in verticale questa volta senza che nessuno ci fosse andato. Ugherani cerca e trova Ezzi che prova a girarsi su Sicheida, arriva poi Ugherani che calcia con il destro, pallone alto, Sicheida, Murillo, altra palla alle spalle della difesa che finisce a Montefalcone. Ugherani trova Ezzi, non riesce il passaggio lungolinea, allora Murillo a sfidare l'intera difesa della Feldi, a chiuderlo c'è Ugherani, poi riceve da Caponigro, brutto il passaggio di Caponigro che finisce a Sicheida, da lontano Coco controlla il pallone, uscire Montefalcone, poi viene chiamato un membro della panchina dell'84 che è Braga a sedersi da parte del signor Moro. Può battere adesso Montefalcone, ancora a cercare Caponigro in avanti, ottimo il controllo di Caponigro, arriva al rimorchio Selusio, palla al centro,
Ezzi addosso a Tondi, allontana poi Siqueira. Prima chance della ripresa per la Feldi con Lorenzo Ezzi, che da 2 passi non è riuscito ad angolare. Ovviamente lo spazio era poco, con Tondi a 2 passi dal giocatore della Feldi, Montefalcone. Questa volta cerca Gherani, di testa all'indietro per Ezzi. Prova ad andare in avanti, pallone che finisce tra i piedi di Tondi. Coco, passaggio sbagliato da Coco. Il laterale della Feldi, pallone che finisce a Caponigro. Ugherani per Selusio, pallone in avanti per Caponigro, che alza il pollice come cenno di intesa verso il compagno, anche se il pallone si è spento sul fondo. Siqueira va da Murillo, ancora il numero 8. Brescia per la corsa di Murillo, sul quale interviene Caponigro. Ancora Murillo, bella palla per Maxi Rescia, che non riesce a dare potenza a questo tiro al volo. Ezzi chiama palla Liberti, che riceve adesso. Va sul mancino Liberti, dentro da Selusio, che si gira e calcia sul fondo. Poi subito Tondi per la corsa di Maxi Rescia, che si impegna ma non ci può arrivare. Venanzio per Barra, che si è ristabilito. Thiago Lemos, Liberti, Venanzio prova a sfondare, ma da Liberti ancora per Venanzio. Azione lavorata della Feldi. Ancora Venanzio dentro per Barra, che non riesce ad arrivarci. Ha provato anche la scivolata Federico Barra. Ossico, Tuli con un po' di spazio, arriva adesso Venanzio. Murillo, Ossico, chiede più pressione Antonelli dalla panchina. Prova ad eseguire Liberti, che forse commette anche fallo. Continua a giocare Ossico. Tuli scambia con Raguso, tutta nella propria metà campo la L84, che gira bene il pallone. (12:17) ancora da giocare. Ossico, Murillo prova a ritornargliela, trova la deviazione di Barra. Tuli non riesce a superare Thiago Lemos, rimessa laterale Feldi. Venanzio, si è allargato Montefalcone, che sopra la metà campo poi spara addosso a Cuzzolino, può calciare Raguso da lontano. C'era Venanzio in copertura, comunque il tiro di Raguso è finito sul fondo. Venanzio in avanti per Barra, che si gira su Raguso. Barra calcia al lato. Ci ha provato nuovamente la Feldi sull'asse Venanzio Barra, con quest'ultimo che si era liberato in maniera spettacolare di Raguso. Non è riuscito però a trovare la porta con il suo diagonale. Tuli, Ossico,
Raguso, Cuzzolino, ancora con qualità l'L84, poi Tuli cerca una giocata difficile. Thiago Lemos, Liberty, ancora dal 20. Venanzio intercetta Tuli, riconquista il possesso per l'L84. Ossico, lascia giocare Raguso, poi Tuli su lungolinea per Cuzzolino, che attende e serve Tuli. Ancora Ossico, scambiano Cuzzolino e Tuli, poi c'è un blocco irregolare del numero 6 dell'L84, falloso. Barra, scambio con Liberty, prova ad insistere Liberty, che calcia di potenza con il mancino ma non con precisione. Cuzzolino per la corsa di Ossico, trattenuto con esperienza e anche un po' di rischio da Calderolli, premiato dal non fischio degli arbitri. Attenzione a Barra dall'altro lato, raddoppiato, guadagna rimessa laterale. Alza Calderolli per il destro al volo di Barra, finisce sul fondo. Gioca vicino Tondi per Siqueira, poi Cuzzolino, ancora da Siqueira che si protegge da Ezzi, pallone che finisce a Raguso. Brescia di prima per Cuzzolino, arriva di testa la chiusura di Calderolli, poi Calderolli prova a servire proprio Ezzi che era liberissimo, pallone è finito lungo. Dall'altro lato sbaglia anche Raguso, mentre viene ammonito Lucas Braga sulla panchina dell'L84. Montefalcone va da Caruso, ma il pallone esce. Cuzzolino, passaggio intercettato da Ezzi che calcia con il mancino dopo il controllo alto, il tiro di Lorenzo Ezzi. Siqueira va via Selusio, Siqueira può calciare, invece la mette al centro e Calderolli con un grande intervento nega la possibilità di calciare verso la porta a Coco. Dal replay abbiamo visto che l'ha toccata anche Ezzi, quindi probabilmente quello di Siqueira era un tiro. Eccolo Siqueira che calcia e Montefalcone ci mette la mano. Trovato bene da Coco Siqueira. Bravo ed attento Montefalcone. Coco Wellington. Pallone per Cuzzolino, non riesce a controllare, deve allontanare Selusio.
rimpallo che finisce tra le mani di Montefalcone, che sbaglia il suggerimento per Caruso. Coco, Cuzzolino, trova Raguso, anzi Siqueira, scarico all'indietro per Tondi, pressato da Caruso. Siqueira sterza e subisce il fallo da parte di Ezzi. Due in barriera per Montefalcone, in corsa lunga per Cuzzolino, il tocco per Siqueira, Maxi Rescia, pallone al centro, riesce ad allontanare la difesa della Feldi anche con un contrasto. Poi Tondi rilancia lungo con la testa Selusio. Mette fuori il pallone. 8-0-4 alla fine del match, persiste la parità. Siqueira, Murillo prova a chiudere l'1-2 Siqueira, pallone di ritorno troppo lungo. Liberti, largo Montefalcone, vede palla Ugherani che ritorna da Liberti, che è costretto a buttare via il pallone. Due palloni in campo, ferma il gioco l'arbitro. Si riprende a giocare. Murillo chiede pressione Antonelli. Dall'altro lato invece predica calma Alfredo Paniccia. Ossico, lo scambio con Murillo, prova ad andare ancora da Murillo. Ossico, passaggio impreciso. Liberti, nuovamente largo Montefalcone che rilancia verso Venanzio, la tocca Coco Wellington. Liberti trova Barra, isolato contro Murillo. Barra la mette verso Ugherani, c'è stato un tocco, buona idea quella di Barra, buona anche l'esecuzione, ma attenta la difesa dell'84. Può battere Ugherani per il destro di Venanzio. Doppio rimpallo, ultimo tocco proprio di Gabriele Ugherani. Murillo arriva sul passaggio di Coco.
quando il pallone però era già uscito, secondo il direttore di gara. Giocare allora la Feldi con Ugherani, che osserva il movimento di Barra, che è marcato da Osico. Liberti, eccolo Barra, posizione defilata, scarica all'indietro. Venanzio si gira su Coco, poi chiede il fallo, si è lasciato andare secondo l'arbitro Venanzio. Dall'altro lato riceve Osico, ritorna Liberti che spazza via il pallone. Tuli, scambio con Osico, prova ad intervenire Ugherani, Tuli invece va da Raguso, poi Murillo, giocata con il tacco che finisce direttamente a Montefalcone. Liberti non riesce ad andare via a Osico, guadagna il laterale che batte per Venanzio. Ugherani per Barra, arriva Liberti che calcia, Raguso, poi chiedono un tocco con un braccio i giocatori della Feldi, lasciano correre gli arbitri, rivedremo tutto tra poco. Continua a giocare l'L84 con Osico. Tuli al centro per Murillo, chiuso da Montefalcone, riparte la Feldi. Venanzio allarga malissimo per Ugherani, non riesce a sfruttare la superiorità numerica la Feldi, mentre rivediamo l'azione precedente, sembrava attaccato il braccio di Murillo. Cuzzolino, Osico, Tuli, Osico, Raguso lancia verso Cuzzolino, pallone lungo, Caruso, raddoppiato, scarica per Venanzio che prova ad andare da Calderolli, troppo lungo il lancio del numero 5. Sichera, Cuzzolino, liberissimo Osico, Cuzzolino in avanti per Sichera, subito Calderolli su di lui, l'ultimo tocco è dell'11 della Feldi. Cuzzolino a Puntarezzi, va verso il centro Cuzzolino, Tondi, deve buttare via il pallone, Venanzio può andare da Montefalcone, ora da Venanzio, Caruso, spalle alla porta, scarico all'indietro, poi Calderolli, da ultimo uomo punta Osico, rischia Calderolli che poi scivola e perde il pallone, spinge Sichera e calcia con il mancino sul secondo palo dove colpisce male Cuzzolino. Azione in ripartenza per l'L84 con Cuzzolino, non è riuscito ad indirizzare verso la rete con il piede destro. Caruso, tocca per Calderolli, Ezzi, riceve Calderolli, prova ad andare via Sichera che lo tiene bene, poi si protegge con il corpo Calderolli.
Venanzio in avanti per Caruso, su di lui Rescia, Caruso, il tocco per Ezzi, fa la barba al palo il destro di Ezzi. Ha visto un tocco il secondo arbitro, quindi sarà calcio d'angolo. Buona la giocata di Caruso, con Ezzi vicinissimo al gol. Calderolli alza per Venanzio, chiude Tuli, pallone rimessa laterale, time out. L84 che prepara la maglia verde da portiere. Vediamo se vuole vincerla Paniccia o vuole controllare il gioco. Lo scopriremo tra pochissimo. Maglia da portiere in mano per Juan Crespo, collaboratore di Alfredo Paniccia, però non l'ha indossata nessuno, quindi non ci sarà almeno in questo momento portiere di movimento. Si riprende a giocare. Tuli, forte su di lui Calderolli, Cuzzolino lontana alle spalle della difesa, deve uscire Montefalcone, poi pugni tondi, poi Tuli, si protegge dall'intervento di Ezzi, trova Rescia con ultimo tocco di Venanzio. Tuli intercetta il passaggio Caruso, Calderolli, Caruso non riesce ad andare via Cuzzolino che riparte, Cuzzolino allarga per Tuli, col mancino Tuli, calcio d'angolo, l'ha toccata Calderolli. Batte proprio Tuli per Cuzzolino che calcia con il mancino. Montefalcone riesce a far ripartire Barra nell'1 contro 1 con Cuzzolino, aspetta Barra, poi punta, prova il destro Barra, vola Fabio Tondi per evitare il gol del 2-1. Grande parata di Tondi. Calderolli prova ad andare forte in mezzo, altro calcio d'angolo, palla alzata questa volta, Liberti calcia alto al volo, Cuzzolino, palla per Rescia, tiro di punta, l'intervento di Montefalcone. Cuzzolino calcia al volo Ossico, batte velocemente Montefalcone verso Venanzio, ultimo tocco è proprio di Venanzio nel duello aereo con Ossico. Calderolli prova l'intercetto, gli riesce parzialmente.
riceve Tondi e gioca con Osico, prova la rubata alla Feldi, non riesce, riparte l'L84, Murillo, il tocco per Cuzzolino che prova ad andare al centro, viene chiuso da Federico Barra. Calcia Osico, tocca prima Calderolli e poi allontana Barra, si accontenta del fondo Tondi, poi gioca con Cuzzolino, fallo di Calderolli nel tentativo di prendersi il pallone. Tondi deve rilanciare il più lontano possibile, rilancia lontano anche Montefalcone, ci mette la testa Cuzzolino, poi Murillo senza rischiare e rimessa laterale. Calderolli da Barra, riesce a girarsi Barra, rimessa laterale Feldi, vuole time out Antonelli, ha già battuto la Feldi. ...55 secondi al termine, tocca Liberti per Montefalcone, rilancio lungo, chiama palla Tondi e blocca, poi gioca con Osico, Rescia, Murillo, scorre il cronometro. Non è corale la pressione della Feldi Eboli in questo caso. Osico gioca con Rescia, chiuso da Barra, rimessa dal fondo. Time out di mister Antonelli. ...13 secondi da giocare, vediamo se riuscirà a provare qualcosa la Feldi Eboli per provare a vincere questa partita. Montefalcone a lungo verso Barra,